Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Oggi è l'appuntamento del venerdì, quindi come sapete noi ci occupiamo nello specifico di cultura e di spettacoli. Nella seconda parte ci sarà una puntata di Trieste d'Arte che ci porterà a visitare una bellissima mostra. Sono in giro bellissime mostre a Trieste. Questa è al Museo Sartorio e si intitola L'Eterno Femminino e raccoglie una trentina scarsa di opere di artisti triestini, protagonista la donna, realizzati tra il 1900 e il 1940. Nella prima parte era un po' che non tornava a trovarci Raffaele Prestinenzi, che invece è qui, perché dopodomani, domenica alle ore 17:30 in Sala Luttazzi, va in scena uno spettacolo che è già sold out. Ma abbiamo che, saputo insomma, oggi, sì. Beh, queste sono quelle notizie che fanno piacere Sì, anche. Spettacolo che è già sold out, ma che poi circolerà probabilmente. Sì, è già fissata una replica al Teatro Verdi di Muggia a febbraio. Mi sono scritto la data perché io con i numeri non ho un bel rapporto. Il 25 febbraio. Ok. E alle 17:30 a Muggia. Ok, il titolo dello spettacolo è 1932, la vera storia dell'Uomo Vespa. Esatto. Ed è un musical. È un musical, diciamo che è un musical, sì, è un musical che grazie alla Civica Orchestra di Fiati e a Martina Starace, insomma, ha preso vita, perché se no restava in un cassetto della mia camera, ed è un lavoro a cui, insomma, io ho dedicato tante energie da tanti anni. Nasce un po' dai ricordi di mio nonno, che era del 22 e che nel 32 aveva 10 anni. E quindi aveva già un'età. Quindi si ricordava di sta roba. A me aveva incuriosito perché da bambino ero legato alla canzone di Pilat e pensavo fosse... Che è quella famosa, da San Giacomo a Royan, esatto. Okay. E pensavo fosse una canzone, appunto. E invece lui, quando ero un po' più grande, mi iniziò a dire: guarda che era vero, mi ricordo che mia mamma e mia sorella aveva paura di uscire di casa perché per un mese l'Uomo Vespa ha terrorizzato Trieste, finendo anche sul Corriere della Sera. Quindi un caso, ci sono tutti gli articoli del piccolo, sono andato a vedere tutti gli archivi, quindi così mi ha incuriosito e ho trovato personaggi dell'epoca inseriti a fianco a personaggi finti. Ed è venuta fuori un piccolo musical, diciamo. Ok, sì. E quanti siete in scena? Allora, noi siamo 5 cantanti attori. Il cast è composto da Leonardo Zanier, da Elisa Colummi, da Daniele Tripaldi, mia moglie Anna Viola, io e noi siamo appunto i 5. E siamo i 5 cantanti. Poi c'è Julian Sgherla che recita e sarà, diciamo, il narratore coro che ci porta in giro per la storia, e poi abbiamo 3 musicisti che formano l'ensemble, che sono la Eleonora Lana al pianoforte, e Francesco Vattovaz alla batteria e la Lucy Passante Spaccapietra al violino. Passante Spaccapietra, ma è importante ciò. Un cognome. Sì. Allora, poi insomma è bello anche perché, salutami la Colummi. Certo. Sì. E anche Sgherla, insomma, sì. Che conosco bene, insomma. Sgherla è molto bravo, devo dire la verità, è bravissimo. E poi ha anche questa pazienza nel tirar su i giovani, che credo sia fenomenale. Ma insomma, ecco, dal punto di vista musicale, come ti sei mosso? È stato un lavoro di togliere e aggiungere, perché inizialmente, insomma, avevo buttato giù uno scheletro di trama e poi avevo buttato giù qualche idea per il tema dell'Uomo Vespa, per qualche canzoncina, e poi pian pianino mi si è chiarita un'immagine, un po' anche appunto omaggiando i generi che amava mio nonno. Mio nonno era un grande fan dello swing, di Sinatra, ma anche della canzone popolare triestina, diciamo. E quindi ho pensato, ma se ogni personaggio avesse il suo genere, quindi magari lo stessa della trattoria, un po' più blues. Che la Columbi non voglio far gaffe. Indovinato subito. E un personaggio che adesso non voglio svelare troppe cose, magari è l'opera o l'operetta, un altro personaggio che è un poco più maneggion, lo swing, e quindi ogni personaggio ha un suo genere musicale. Per ognuno ho scritto e buttato via non so quante canzoni, perché volevo che si assomigliassero ma che fossero diverse, era questa la difficoltà, no? Cioè che si capisse che facessero parte dello stesso
progetto, ma non che fossero uguali, che questa secondo me è la grande difficoltà di fare un musical o un'opera. Ma per esempio, quando allora, soprattutto per quanto riguarda musica non capisco assolutamente niente, sono come si dice, un utilizzatore finale del prodotto, nel senso che poi dopo mi piace, ma insomma, qui da cosa si parte? Si parte dalle parole, cioè poi nel caso tuo era più semplice per certi versi, perché avendo tu scritto anche... Diciamo un colpo di qua, un colpo di là, non so come dire, nel senso che per i pezzi magari più corali, magari già partiva il testo come se fosse appunto una poesia, una ballata su cui poi... E poi principalmente però l'ispirazione principale era trovare il colore. Io volevo trovare prima di tutto questo colore che fosse un po' lugubre, perché stiamo parlando di un'epoca tra la prima e la seconda guerra mondiale, i vicoli di Cavana. Esattamente a metà, fra l'altro, se vogliamo. Sì, perché ormai nel 32, insomma, l'ombra del fascismo della seconda guerra mondiale stavano arrivando, quindi un'atmosfera un po' appunto noir, però di fatto in un'atmosfera dialettale da trattoria, con i vicoli, con i petessoni, quindi cercare di stare su due canali e cercare di tenerli... Quanto, come posso dire, allora, la canzone di Pilat, che più o meno tutti quanti noi l'abbiamo cantata prima, quanto influisce, adesso non vorrei usare un termine... Certamente, cioè, rende la vicenda divertente, nel senso perché la canzone è divertentissima, no? E quanto questo, diciamo, ecco, ho trovato la parola esatta, quanto questa fuorvia, dire fuorvia alle 18 e passa di sera non è male. Quanto fuorvia dalla vera storia, dalla realtà di quel periodo? Ma alla fine, a parte che comunque la canzone di Pilat è comunque un'operazione degnissima di lode, di ristrutturazione, perché nasce da una fusione di due cose precedenti, nel senso che nell'epoca dell'Homo Vespa, nel 1932, andava di moda questa canzoncina che si chiamava Tommy e la musichetta era proprio... aveva un ritmo molto più swing, molto più così, e il giornalista che curò tutto il caso, che era anche un paroliere, poeta, scrisse i versi sulla musica che divenne una canzoncina. Pilat poi l'ha ripresa, gli ha dato questo tiro un po' più rock and roll, perché appunto... diciamo che secondo me alla fine, allora, è stato sicuramente un'ispirazione per me, perché se non la sentivo quella volta non chiedevo a mio nonno della storia e non sarebbe successo niente. Diciamo che ha un aspetto, magari mette più in luce forse l'aspetto comico. Io alla fine volevo sono andato comunque a pensare, per quanto certo sia un po' comico che il nostro Jack lo squartatore triestino fosse comunque uno che andava in giro a sponsor le babbe, però di fatto poi ho pensato, ricordandomi di mio nonno che diceva mia mamma e mia sorella aveva paura, perché pensiamo che comunque se oggi un puntaruolo, io ne ho comprato uno per lo spettacolo, cioè, francamente no, è per vedere com'era, per averlo in scena. Pensavo un'altra cosa che ti dirò dopo. Ok, però ho pensato, se questa roba qua uno te la tira sulla gamba di notte, avvolto in un mantello, al buio dei lampioni, non è proprio... Quindi diciamo io ho cercato anche di andare un po' su questo aspetto cupo, anche perché io non sono vissuto in quegli anni, però io da piccolo mi ricordo che a me Cavana faceva un po' paura, perché non era come adesso. Quando io ero piccolo e mio nonno mi diceva, guarda, conmigo avevo 10 anni, Cavana sembrava una roba da Dickens, cioè era le fogne... l'acqua che andava in giro, i pontili, i ponteggi, insomma, quindi l'atmosfera di immaginarsi uno che si nascondeva nei sotterranei vicino a Santa Maria Maggiore di notte in quella zona là. No, diciamo che poi Cavana cos'è, da una ventina d'anni che è risorta, eccetera, ma prima, per dire la verità, anche di sera col buio la evitavi. Di giorno no, quella volta lì, figurarsi appunto quella volta là. Torno sull'operazione musicale prima di tutto, perché mi incuriosisce questo, cioè tu hai detto giustamente mi sono ispirato anche alla musica che andava in anche alla musica che andava in voga in quegli anni.
Questo tipo di operazione però immagino sia molto più complessa che non immaginare, sto pensando se mi viene in mente qualche altro, sì, cioè, piuttosto che immaginare, che ne so, una colonna sonora, anche se non è corretto, neutra, andare alla ricerca di quel tipo di brano particolare, quel tipo di melodia da un lato può essere un limite, però può anche essere una cosa d'aiuto, perché per esempio nel mio caso io comunque scrivendo in triestino, perché è tutto in dialetto il musical, se anche tu magari strizzi l'occhio, ti ispiri a un blues degli anni 30 piuttosto che a uno swing, già il fatto che usi una lingua completamente diversa, quindi con degli accenti diversi, con un colore diverso, ti porta già, è come dire, mi vesto un po' come Frank Sinatra, ma non sono Frank Sinatra, quindi comunque vivo in quest'epoca, magari metterò la giacca di Frank Sinatra e quindi avrà comunque un colore. Quindi io ho cercato, non è stato facile, perché ripeto, per ogni personaggio, per ogni canzone che si sentirà quella canzone ne aveva altre 3 o 4 gemelle che ho buttato via, quindi... Qui quante ne hai? Cioè, allora, adesso come adesso i numeri musicali sono una ventina più o meno. Che è diciamo, il numero quasi standard per un... perché io nella mia mente, non ci sarà una pausa, ma nella mia mente ho pensato a un simbolico primo e secondo tempo, e quindi le canzoni che si sentono nella prima parte poi vengono riprese, però magari diventano qualcosa sotto un'altra luce, questa era la mia idea, e quindi viene ripresa una roba che dici, ha cantato quello che ha cantato prima, ma detto così qua suona... Capito. Quindi insomma è una roba abbastanza... E ovviamente la difficoltà anche per differenziare i caratteri, pensare, allora quel personaggio me lo immagino con la voce un po' scura, quell'altro più chiara, quindi anche le tonalità, che però poi stiano bene insieme quando tutti i temi si fondono, insomma... E immagino che non avevi in mente già a chi... Ma allora, diciamo una cosa, inizialmente agli albori, io alla fine, i miei 2 compari artistici, Maxino e Furian, sono sempre presenti nella mia mente e nel mio cuore, e inizialmente per ridere, io proprio ho pensato proprio a loro 2, anche alla Elisa Bombacigno, come calchi per alcuni personaggi. E poi ovviamente lì c'è il problema dei tanti impegni e che ognuno ha il suo mondo d'appartenenza. Però appunto io ero partito a ispirarmi un po', ho detto chissà se un giorno magari no, se entrassimo nella macchina del tempo noi e ci ritroviamo negli anni 30, come sarebbero i nostri personaggi? E quindi già questo mi ha aiutato ad avere un po' dei calchi. E poi quando c'è stata la possibilità di realizzarlo teatralmente, quindi ovviamente di pensare poi ad altre persone, e nella scrittura io avevo già delle idee, diciamo, ecco, sicuramente il personaggio, quello lirico, che è proprio fatto su mia moglie, io anzi userei questo momento che ti ha dato una mano, per ringraziarla pubblicamente, perché si è sorbita anni di senti sta roba, ti piacerebbe? Ma secondo te questo personaggio qua no, e questo qua no, e poi appunto il fatto di addirittura, visto che noi abbiamo dovuto realizzare una piccola demo per poi passare gli audio ai cantanti, così avevano tutti da studiare, e la fase clou della registrazione noi 2 abbiamo fatto le parti di tutti come si fa? E lei era all'8º mese, quindi ho chiara questa immagine di mia moglie col microfono sulla pancia che registra le parti di tutte le donne, e in più ha fatto un lavoro strepitoso per la pubblicità, su Facebook, su internet, è stata proprio bravissima, pazientissima, e quindi grazie. E tirando su anche la bambina. Tirando su la bambina, e io non sono in grado di scaricare una mail o di inviarne una e la mando vuota, quindi grazie. E la bambina già... La bambina è molto ballerina, quando sente musica le gambette che vanno. A me fanno impressione, i bambini quando sentono musica a me fa un po' lei se le cantichi cantichi qualcosa e la tieni in braccio, ha i piedi che vanno da soli. Sì. E quindi è stato un lavoro lungo che per puro caso, durante una serata così, parlando con la Martina Starace, è venuto fuori ma uno spettacolo che parla di Trieste con io avrei in cassetto questa roba, quindi... E appunto finivo quello che dicevo prima, pian pianino nella mia testa ho immaginato chi poteva essere
e obiettivamente sono molto felice di averli comunque convinti e trovati, e quindi appunto Elisa Colummi, Leonardo Zaniere, Tripaldi, mia moglie gli è toccata perché è così, però sono proprio la sensazione in certi momenti di vedere il personaggio Io che la è Columbi cascato che fuori, fa lo stessa è strepitoso. Io veramente devo dire, già dalla prima prova Elisa, io non avevo mai visto qualcosa di mio scritto messo dal vivo, però proprio la sensazione che se fossi stato un romanziere di vedere il personaggio che cade fuori dalla no, male. Tra l'altro, il che mi porta ad un'altra domanda, cioè, allora, io una volta ho detto, e lui si è un po' arrabbiato, ma forse perché non avevo specificato bene, parlando di una delle operette scritte da Umberto Lupi per la Vidiz, eccetera, io ho ne ho anche cantata io, una o due Questa era Maximilian. Ah no, quella no. Quella no. Sì, la conosco però. E, dicevo che in alcuni tratti si sente l'ispirazione di Andrew Lloyd Webber, insomma, no? E lui ha detto, ma no, forse sembra che io abbia copiato, eccetera, eccetera. Ma insomma, queste sono cose. Però, cioè, le note 7 sono. Ma quelle sono, poi dopo, sì. voglio dire, è anche vero che se uno è impressionato da un autore, eccetera, senza parlare né di copia né di altro, in qualche modo ci si rifà a degli autori. Allora, mettiamola così, come si esce da questo inghippo? Perché, insomma, ma allora, diciamo una cosa, secondo me dall'inghippo a volte non rischi neanche di cascarci, perché, per esempio, non lo so, io sono un fan sfegatato dei Queen, per esempio, no? Però sono delle canzoni talmente complesse musicalmente che tante volte io ho anche provato apposta scrivendo a imitarle, ma non riesci. Ci sono dei gruppi molto più imitabili, no? E quindi, per esempio, se tu hai una passione per qualcuno che secondo me fa musica molto in alto, già lì è difficile copiarlo. Sì. Poi capita, e secondo me devi avere l'onestà tu o chi ti sta vicino di dirti Fantasma dell'Opera, lo sai, no? E allora dici sì, è Fantasma dell'Opera, ok, vabbè, la rifaccio. Oppure dici sì, ci assomiglia a quel passaggio, che poi se anche andiamo a vedere lo stesso Weber Puccini è pieno di puccinate e di cose, no, mi veniva in mente però perché nel momento stesso in cui mi descrive, diciamo, nel momento stesso in cui anch'io mi vedo Elisa nei panni dello stesso, eccetera, e non so perché il mio riferimento è alla Mrs. Lovett di lui è un altro, ecco, devo dire, Sondheim. Sondheim, devo dire, è stato, io adoro Sweeney Todd, per esempio, e devo dire che in tanti momenti, ovviamente, ecco, quello è un altro esempio di, cioè Sondheim, io un giorno mi sono preso uno spartito, follia, no? Ho detto, ma mi non arrivo neanche a leggere sta roba, quindi non posso imitare, neanche volendo, no? Follia però ecco, il colore, devo dire, sei andato a beccare quel colore di Vicolo Sporco, mi ha aiutato molto, perché mi sono sentito tante volte Sweeney Todd per cercare di trovare un po' di quel colore lì, ovviamente senza cascare nel dramma di Sweeney Todd, però ecco, diciamo che perché il nome è Maria Forza ed è esistita veramente questa ostessa, era proprio lei è stata la prima vittima dell'Homo Vespa, e lei gestiva un bar in Piazza Goldoni, il bar Procuratie, e ho scoperto che in quegli anni i bar chiudevano alle 3, alle 4 di mattina, e lei in una notte che camminava in via Carducci è stata sponta. E il personaggio è obiettivamente una Mrs. Lovett un po' blues, un po' più, diciamo che se fosse stato uno spettacolo, come dire, di quelli fatti a Broadway, anche se era ambientato a Trieste, con la fantasia, se fosse stata nera, sarebbe stata quell'idea lì, diciamo, no? Per far capire il tipo, ecco. Tra l'altro, chi volesse divertirsi con Sweeney Todd, non tanto il film di Tim Burton, che pure è valido, insomma, però... Insomma... Diciamo che lì le voci, secondo me, lì hanno proprio voluto
far cantare degli attori, insomma. Però andate su YouTube e vedetevi Angela Lansbury, che è qualche cosa di The Worst. Penso che sia il cast della prima, tra l'altro, perché credo lei sia stata la prima Mrs. Lovett. Lei è la prima Mrs. Lovett e c'è The Worst Pie in London, che è qualcosa di assolutamente strepitoso. Oltretutto musica difficilissima da cantare. Ne ho parlato con la Seculini e mi diceva che Sondheim è un incubo per... Una roba, hai battuti in un tempo, battuti in un altro, note che devi prendere su accordi in cui quella nota che prendi tu non c'è, quindi è... E poi sentivo una volta un'intervista con Paolo Limiti, il quale diceva che lui si era messo d'impegno per realizzare una versione italiana di Sending the Clowns. E ha detto che non c'è riuscito, non c'era verso, anche perché lì... Perché tra l'altro Sondheim gioca con l'inglese in un modo quasi rap ogni tanto lui, perché anche in Sweeney Todd tutte quelle parti... Come la fai a mettere... Ecco, in questo devo dire che il triestino ha una marcia molto più vicina all'inglese, nel senso che vuoi fare un pezzo blues in triestino, ha tutte le tronche, che l'italiano invece... finisce con più, giù, noi, su. Invece il triestino ha questa ruvidità, queste parole tronche, e devo dire è stato molto facile. Che triestino hai usato? Cioè hai fatto anche un po' di ricerche su quello, oppure poi dopo diventava impossibile probabilmente? Diventava impossibile, anche perché ho dovuto pensare a talmente tante robe. Io ho cercato di tenere un triestino con qualche parolina retro, e poi in questo devo dire mi hanno dato una grande mano durante le prove due appassionati proprio del triestino come Leo Zanier e Julian Sgherla, che ogni tanto dicono: ma non si potessi dire proprio qua che stassi, e tirano fuori la parola che mi viene in mente mio nonno, e dico che diceva in quei momenti. Senti, rimaniamo un attimo mi veniva in mente sempre di Sweeney Todd, There's a Little Priest. Come no, bellissimo quel duetto lì, sì. Poi fatta da lei, io sono un amante di Angela Lansbury, trovo che Angela Lansbury sia uno dei doni che... Anche perché tutto quello che ha fatto l'ha fatto bene, quindi sono quelle cose che dici non le veniva male niente, no? È uno dei doni che Dio ha fatto all'umanità, a farci divertire con questa donna che oltretutto era anche grande quando si metteva nel drammatico, eccetera. Ma volevo tornare appunto sull'idea dei modelli, no? Io non ho mai capito, perché parlando con molti di voi non riesco a capire se è utile, mettiamola così, se è utile rifarsi a determinati modelli, cioè a dire in questo caso è uno spettacolo nuovo, quindi non c'è confronto, però io mi domando sempre, no? Metti che si fa una nuova versione di Bulli e Pupe, tanto per dire uno. È utile andarsi ad ascoltare vecchie versioni, andare a vedere il film? Non ho mai capito questo, se ha senso, insomma. Io penso che allora, il consiglio che io do sempre a tutti, non so, i miei allievi che vogliono scrivere canzoni, io da un lato gli consiglio di ascoltare più musica possibile, di tutti i tipi, cioè vuoi scrivere un pezzo rock, ma ascolta anche classica, ascolta rap, ascolta musical, ascolta tutto, e ruba tutto quello che vuoi, cioè inizia per esempio a scrivere proprio copiando, cioè rendendoti conto che dici questa non la sentirà mai nessuno, no? Però bella sta canzone perché mi piace, che accordi ha? Questo e questo, allora io adesso prendo questo e questo, ci metto su magari un'altra melodia e avrà quel sapore lì, ma non è quella, anche se poi magari... E pian pianino, a un certo punto, secondo me, tu devi prendere tutto quello che hai ascoltato, che ti è piaciuto, e toglierti dalla posizione di adoro queste cose e vorrei essere così. No, ho imparato tutte queste cose, le faccio mie e faccio qualcosa che sappia di me, e quello è tanto difficile, perché alla fine... anche perché, diciamo, per assurdo, tutto il lavoro che io ho dovuto fare per creare questa storia, però avendo poi la storia in mano, hai un mondo in cui ti muovi. Invece io trovo ancora più incredibile che oggi qualcuno riesca a scrivere una canzone, per esempio, che non è all'interno di un musical, una canzone di 3 minuti, quando ormai hanno fatto tutto,
che non assomiglia a niente, di fatto ma che sembri un po' nuova, no? Quello è tanto difficile, soprattutto per come oggi è la musica, che usa sempre quei 3-4 accordi che stiamo usando dagli anni 90, sono sempre quelli. E che poi si consuma la butti via il weekend dopo, no? Sì, questo è vero, non ci sono più... vabbè, adesso per amor di Dio mi sembra di fare il discorso non so più le mezze stagioni, No. cioè, però è meno... Basta... Poi forse dipende anche da come le canzoni si veicolano, perché secondo me una delle canzoni più... che almeno a me personalmente, che siano rimaste in testa negli ultimi anni è Mille. Sì. Che non l'hanno presentata al Festival di Sanremo, cioè è cambiato anche questo, no? Cioè una volta era quello il luogo dove magari tu stesso ti concentravi, nel senso che dicevi, Sanremo è Sanremo, quindi non è... Cioè sai già che c'è un certo tipo di cosa, sì. Sai adesso ti arrivano dalla rete più che altro, eccetera, quindi è anche questo un po' che rende... Cambia tanto, anche io vedo certi miei allievi che mi propongono canzoni, perché adesso anche con Spotify che ti consiglia robe, cantautori sconosciuti, canadesi, che conoscono solo loro, coreani, che è anche interessante da quel punto di vista. Ecco, per esempio, una roba che mi si è aperto un mondo, la Corea, che sta producendo questo K-pop, che sarebbe questo pop coreano con boy band, robe varie, fanno canzoni con delle armonie che sembra che abbiano studiato con Gershwin, cioè accordi jazz, robe, però con ritmi pop, cantando melodie difficilissime che piacciono tanto ai ragazzini. In coreano? In coreano, mezzo in inglese, mezzo in coreano. Sì, anche Quindi anche lì non è detto che, per esempio, come ci fanno credere, bisogna scrivere una canzone con 3 accordi per piacere a qualcuno. Io sono convinto di questo. Piace quello che si decide, che qualcuno dall'alto decide che piace. Perché questo poi io stesso, che mi faccio compagnia ogni tanto con la radio, passano delle robe che io reputo inascoltabili, ma il terzo viaggio che mi faccio da Trieste a Udine me la sono sentita per 3 volte, vado a casa e la canto. E non dico che mi piace, però quindi ti resta, via, insomma. No, è un po' strano, perché poi una volta c'era anche la melodia tutta italiana. Sì, si cambia, si evolve. Io mi ricordo che mio papà, con il quale era assieme al quale era divertentissimo seguire il Festival di Sanremo, perché non mi piaceva niente di quello che... E ogni volta quando cantava questo, quando cantava quell'altro, commentava ciò che si può raccontare dei suoi commenti, era se te senti Modugno, perché poi dopo... Sì, che però poi se pensiamo, quando Modugno, ne parlavo l'altro giorno con Giovanni Baldini di sta roba, che stiamo preparando un aperitivo per la prossima settimana all'Ilto, in cui parleremo proprio dell'evoluzione della voce, e ai tempi di Modugno Claudio Villa reputava Modugno un poveretto e gli diceva prova a cantare Granada se sei così bravo. Quindi è curiosa questa roba, no? E il fatto delle evoluzioni dei modelli che poi per certi aspetti magari uno dice peggiorano, però per esempio a me una cosa che mi ha sempre colpito è che, non so, ecco, parliamo di Sinatra, The Voice, voce straordinaria, però per assurdo da un punto di vista, non so, dell'estensione vocale, certi rocchettari degli anni '80, tecnicamente parlando, erano superiori, ma poi mancava magari quel tipo di fraseggio, quel tipo di gusto. Quindi ognuno, secondo me, poi... Io ho visto un concerto di Sinatra nel 1991, quindi quando era già... dal vivo proprio? Dal vivo, sì, quando era già anziano, e quello che io ho notato, perché poi insomma dopo guardi queste cose anche un po' conoscendo, un po' anche con una certa, diciamo, bonaria cattiveria, era come lui utilizzava il microfono. Ah sì, il modo di... Lui praticamente teneva il microfono lontano per i brani più swingati, perché non avevano, quelli sono brani che non hanno bisogno di una grande estensione vocale, eccetera. Quelli un pochettino più difficili, quelli più melodiosi, dove c'è bisogno, teneva il microfono vicino, e lì c'era un lavoro d'orchestra notevole che silenziava in un certo... quindi C'era una tecnica sopraffina al servizio di uno che aveva un mestiere, e poi aveva mandato come si dice, noi in avanscoperta, aveva fatto precedere la sua esibizione c'era una trentina di minuti
da Dos Calfi, nel senso che chiunque veniva dopo quei due ecco. dicevi, Sì. invece poi veniva, ma devo dire la verità, era un bellissimo concerto, ma io notavo proprio quanto la professione poi ti dà una mano, eccetera. Certo, sì. E poi, questo è anche un altro discorso, quanto ti dà una mano cantare sempre dal vivo? Perché per esempio ci sono delle voci, adesso io ho sentito qualche giorno fa roba recente di Tom Jones, Shirley Bassey, qua siamo oltretutto oltre gli 80, ma Shirley Bassey regge Goldfinger e Tom Jones anche, molto probabilmente perché loro il playback non l'hanno mai adoperato, perché da quelle parti non si adopera. Per fare un discorso più nostro, io ricordo, adesso non mettetevi a ridere, le ultime esibizioni di Nilla Pizzi, che cantava fino a oltre gli 80, cavolo, aveva una voce di tutto rispetto, molto probabilmente perché per lei il playback non esisteva. E poi forse perché secondo me, si parla comunque secondo me di nature non umane, e poi comunque ed è sempre così, io sono certo di questa cosa qua, le voci che durano tanto sono comunque persone che sanno cosa fanno e studiano, cioè studiano magari non che vanno dal maestro di canto, però che ogni giorno danno un vocalizzetto, una roba, perché non è possibile, se no, perché la voce in questo è come uno che lo vedi a 80 anni e all'addominale, non è che è così, perché c'è un lavoro dietro. C'è un lavoro dietro. E io quando vedo Tom Jones, che adesso fa la giuria in che poi The Voice, canta là in The Voice, e lui sta seduto, e lo vedi che già come lui sta seduto è messo in una posizione che sa un sacco di cose. E quindi è tutta gente che secondo me ha unito in questo, come è stato, non so, Pavarotti fino all'ultimo, cioè una natura sovraumana, ma con la tecnica, perché ne abbiamo visti tanti di fenomeni che sono durati 2 anni, perché la voce se la butti... L'espace du matin, come dicono i francesi. Allora ci abbiamo verso la conclusione. Come diceva Mike Bongiorno, diamo i ragguagli. Diamo i ragguagli. È sold out, però... per fortuna per noi, purtroppo per chi vorrebbe venire, questa domenica è sold out, però 25 febbraio alle 17:30 accorrete numerosi al Verdi di Muggia. Bellissimo teatro, l'hanno teatro. Messo a posto, è bellissimo. Infatti. E un'altra cosa, approfitto già che ci sono, visto che è sempre sotto la produzione della Civica Orchestra di Fiati, sempre a febbraio, il 18 febbraio alle 17 al Teatro di Monfalcone, facciamo una ripresa di questo concerto dedicato alla Disney, questo Disney Emotions, dove tra l'altro ci saranno sempre Julian Sgherla, la Elisa Colummi, l'Anna Viola, mia moglie, e la Stefania Seculin. Attenzione, c'è anche la Seculin. Questa, se non andate a vederla... c'è la Civica Orchestra di Fiati, diretta dal maestro Firmi, e quindi l'abbiamo già fatto sotto Natale, questo spettacolo è molto bello, è dedicato alla Disney, c'è una sottotrama grazie a Julian Sgherla che prende vita da questa cosa, e così volevo solo... Poi Disney è sempre da Mary Poppins in su. Va dai grandi classici, da Robin Hood, e La Bella Addormentata, queste cose qua, e si arriva fino agli ultimi Encanto. Che si mette di Robin Hood? Robin Hood e Little John vanno per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuole. Io pensavo fosse quell'altro che viene fischiettato. Quella però non so. No, è quell'altra, quella la facciamo a 2 voci, c'è un medley molto carino in cui io e la Elisa Colummi facciamo questa di Robin Hood, Lo stretto indispensabile, dal Libro della giungla, quindi quelle diciamo più buffe, insomma, così. Ho appena rivisto Il Libro della giungla, fra l'altro. Bellissimo. Allora, grazie Raffaele Grazie Prestianzi a voi per essere stato con noi, buon lavoro, mi Grazie. raccomando. Allora adesso vi lasciamo in compagnia di Trieste d'Arte, come vi ho detto prima, andiamo a visitare la mostra L'Eterno Femminino che sta al Museo Sartorio fino al 1° aprile, se non mi sbaglio, ma ci racconterà tutto Federica Luser, che è una delle curatrici.